Grazie, buongiorno a tutti. È un onore in questo momento essere l'unica rappresentante del Consiglio regionale, non solo come prima firmataria delle due proposte di legge, sia per la Regione Piemonte che la proposta al Parlamento nazionale per la tutela e la valorizzazione del piemontese come lingua. È stato già ricordato da chi mi ha preceduto, l'iter è stato un iter complesso, complicato. Ci rendiamo conto di quanto a volte la politica non sia insufficiente e quindi questa grande iniziativa che voi insieme a tutte le altre associazioni e comuni che vi hanno sostenuto e aiutato, penso possa essere importante proprio per dire alla politica: accelerate i tempi e soprattutto date una priorità a una proposta che può sembrare di chiusura, perché quando si tutela una minoranza che può essere sia linguistica in questo caso come in altri casi, c'è sempre un dubbio che ci viene, ma alla fine non ci stiamo chiudendo in un mondo tutto nostro, come diceva Vernetti prima, siamo in un mondo globalizzato, tutelare una piccola cosa può far sembrare che vogliamo rinchiuderci nel nostro mondo, invece è esattamente il contrario: tutelare e valorizzare soprattutto le lingue minoritarie e permettere a tutti di potersi integrare nel nostro territorio. È stato fatto più volte l'esempio che i nostri immigrati sanno il piemontese, parlano e imparano, soprattutto quelli che vivono nei nostri paesi, imparano il piemontese ed è il primo momento di integrazione nel nostro territorio, quindi un momento importante che noi dobbiamo considerare proprio come un'apertura a tutti gli altri, non come un momento di chiusura o di guardare al passato. Questo penso che sia la filosofia che ci deve spingere, che deve spingere tutti noi a accelerare l'iter di questa proposta di legge. Il fatto di andare oggi in Consiglio regionale, all'ufficio di presidenza, a consegnare queste firme è un fatto certamente simbolico, ma vuol dire che c'è un Piemonte che sta chiedendo fortemente un impegno alla politica, e quindi come firmataria delle due proposte di legge, ma soprattutto cercando di farmi promotrice anche di questa iniziativa, perché entro l'anno si possa votare all'unanimità, credo, in Consiglio regionale le due proposte di legge che diventino legge regionale, naturalmente augurandoci che anche il Parlamento possa fare la sua parte, in modo che non ci sia più quel problema che si era verificato con la prima approvazione della proposta di legge, cioè di un governo che poi ricorre alla Corte Costituzionale e boccia il provvedimento approvato dalla Regione Piemonte. Quindi tutti insieme ce la possiamo fare e ne sono certa. Grazie ancora.